giornata importante, una giornata anche da raccontare, quindi insomma, voglio dire, Film Commission c'è anche per questo. Comunque la congiunzione tra la cultura dei liguri del mondo e il testo. Sì, sicuramente la Film Commission, ma anche il Centro Studio Amadeo Peter Giannelli sono sempre presenti in iniziative dell'Associazione Liguri nel Mondo, perché riteniamo che sia importantissimo valorizzare quello che hanno fatto i Liguri in passato, ma quello che stanno facendo i Liguri in giro per il mondo. Per cui il connubio enogastronomia, storia e turismo delle radici è sicuramente un fil rouge che ci collega da generazioni a promuovere iniziative come queste. C'è bisogno poi di documentare la nostra Liguria, di farla conoscere, di farla conoscere attraverso la gastronomia, che è uno dei veicoli più importanti. Sì, l'enogastronomia ligure diciamo che è già molto famosa, il pesto prima di tutto, la focaccia, e oggi io parlerò di pesto perché è un piatto famosissimo e la settimana scorsa abbiamo ospitato Elettra Marconi, la figlia del grande Guglielmo Marconi, ed è venuta in Liguria oltre al fatto che siamo grandi amiche, ma soprattutto perché voleva assaggiare il pesto e ha fatto 4 paste a base di pesto, quindi direi che la nostra enogastronomia è veramente un filo conduttore che ci lega al turismo delle radici, ma ci lega in generale a tutti quelli che amano la Liguria. Prima di chiudere la Satrago dalla pioggia, un'ultima cosa, lei il testo lo realizza al mortaio. Assolutamente sì, ho un mortaio di mia nonna e di mia suocera e quindi sono abituata a farlo anche perché mi viene abbastanza velocemente. Sono stata ideatrice della manifestazione, la prima manifestazione sul pesto che si chiama Pesto e dintorni, che è nata a Chiavari 24 anni fa e quindi sono assolutamente capace e esperta di cucina.